A tutti voi buona giornata, bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Erano stati annunciati i controlli intensificati nel corso del fine settimana di Ferragosto per controllare in particolare il rispetto delle normative Covid con un occhio di riguardo al Green Pass. Ebbene, nella nostra regione i controlli ci sono stati e sono state relativamente poche le sanzioni che sono scattate. Partiamo allora dalla provincia di Udine con 3 sanzioni elevate, 2 per mancato uso del Green Pass e 1 per assembramento. E friulani sia della ex provincia di Udine che dell'ex provincia di Gorizia si sono dimostrati molto rispettosi delle normative anti-Covid in questo fine settimana di Ferragosto. 2 le sanzioni elevate da 400 euro ciascuna nel weekend da parte della Polizia di Stato per il mancato possesso di Green Pass e mascherina all'interno di un locale di Lignano, per cui è stato multato anche il titolare. Sanzionato per assembramento poi dai carabinieri di Tolmezzo il titolare di un locale di Sappada nella notte tra il 14 e il 15. Nella giornata di Ferragosto sono state controllate nell'ex provincia di Udine 532 persone e 28 esercizi pubblici. I monitoraggi hanno messo in evidenza il rispetto delle normative anti-Covid e il corretto uso del Green Pass. Stessa situazione nell'ex provincia di Gorizia, dove carabinieri, polizia locale, guardia di finanza e polizia di Stato hanno monitorato circa 200 locali e identificato oltre 5.000 persone. Anche in questo caso i risultati degli accertamenti hanno mostrato il pieno rispetto delle regole per quanto riguarda la certificazione verde e in generale il rispetto delle norme per il contenimento della pandemia. Nessuno è stato sanzionato. Andiamo adesso a Pordenone, 2 persone intente a giocare nella sala slot di un bar cittadino sprovviste di Green Pass e il titolare dell'esercizio commerciale sono stati sanzionati dagli agenti della questura nell'ambito dei controlli per il weekend di Ferragosto sul fronte della normativa anti-Covid. Le verifiche coordinate dalla questura hanno coinvolto anche carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Nel complesso dal 13 al 15 agosto sono stati controllati 41 pubblici esercizi tra bar, ristoranti e sale scommesse del Friuli occidentale e identificate 71 persone all'interno. Ed ora i controlli coordinati dalla Questura di Trieste a livello appunto di controlli della Polizia di Stato. Nella giornata del 14 agosto sono state verificate 414 persone, di cui una sanzionata dalla Polfer per non aver rispettato le norme Covid. Controllati poi anche 52 locali commerciali. Sul fronte Green Pass sono state elevate 3 sanzioni, tutte in una sala scommesse di San Giacomo, dove 2 avventori erano sprovvisti della certificazione. Di conseguenza è stato multato anche il titolare, esattamente come è avvenuto a Pordenone. Ieri invece le persone controllate sono state 324, di cui sanzionate dalla Polfer per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Nessuno dei 36 locali commerciali ha ricevuto multe. Nessuna sanzione per questioni legate al Covid invece da parte dei carabinieri, che nel weekend di Ferragosto hanno però ritirato 5 patenti ad altrettanti automobilisti che guidavano in stato di ebbrezza. È ricoverato in terapia intensiva al Santa Maria della Misericordia di Udine, ma non sarebbe in pericolo di vita un uomo di 69 anni di Meduno che ieri pomeriggio a San Daniele del Friuli, mentre si trovava in sella alla sua Harley Davidson, si è scontrato con una Peugeot condotta da un uomo di 74 anni di San Daniele, rovinando malamente sull'asfalto dopo l'impatto. È successo lungo la strada regionale 463, nel tratto che prende il nome di Viale Venezia, all'altezza dell'intersezione con via Kennedy. Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e i vigili del fuoco. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Udine. Il conducente della vettura è rimasto illeso.
Si è invece ferito ad un braccio a causa dell'esplosione dell'airbag un 19enne uscito di strada con la sua Ford Focus lungo la statale 13 Pontebana in comune di Dogna. Dopo aver superato una galleria in direzione Tarvisio ha perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro il guardrail. Sul posto un'ambulanza e i carabinieri della stazione di Tarvisio. Il giovane è stato medicato sul posto. Dopo aver assunto un mix di sostanze stupefacenti al rientro da un evento in Piancavallo alla vigilia di Ferragosto, 2 ventenni pordenonesi sono finiti in terapia intensiva a seguito di overdose. Ulteriori indagini sono in corso da parte della questura di Pordenone. Hanno passato la vigilia di Ferragosto a sballarsi e le conseguenze sono state molto serie per un paio di giovani pordenonesi che, assieme a un gruppo di amici, tutti tra i 21 e i 25 anni, avevano passato la giornata all'evento Picnic Chilometro Zero in Piancavallo, che ha richiamato in quota molte persone al ritmo della musica. Il gruppo è rientrato in città attorno alle 22, ma dopo qualche ora una ragazza è stata colta da malore attorno all'1, finendo in stato di coma in terapia intensiva al Santa Maria degli Angeli. Poco dopo anche un altro ragazzo appartenente al gruppo, che aspettava all'esterno dell'ospedale civile, è stramazzato al suolo e anche lui è stato trasportato in terapia intensiva. Del caso si sono occupate la squadra volante e la squadra mobile della questura di Pordenone, che hanno identificato tutti i componenti del gruppo, ricostruendo le varie fasi della serata, nel corso della quale è emerso come la coppia avesse assunto un mix di sostanze stupefacenti, cocaina, ecstasy, anfetamina, metanfetamina e cannabinoidi, con la conseguente overdose e ricovero in rianimazione. Per fare luce sul fatto, la squadra mobile ha avviato un'attività di indagine finalizzata a individuare la filiera degli spacciatori e per meglio contestualizzare le singole condotte dei giovani del gruppo ed accertarne eventuali altre responsabilità. Piogge abbondanti, sparse e temporali localmente forti sono in arrivo sul Friuli Venezia Giulia. La Protezione Civile ha diramato poco fa una nuova allerta meteo gialla per indicare gli scenari di criticità che interesseranno la regione dalle 13 di oggi fino alle 8 di domani mattina. L'anticiclone di origine africana, ritirandosi, favorirà l'afflusso di correnti meridionali più umide nei bassi strati. Lunedì inizieranno ad affluire in quota correnti più fresche dall'Europa settentrionale che favoriranno progressivamente maggiore instabilità a partire dalla mattinata sulla fascia alpina, successivamente anche sul resto della regione. Martedì affluiranno correnti nord-orientali più fresche anche nei bassi strati. È stato trovato intorno alle 4 di oggi un ragazzo di 24 anni che aveva fatto perdere le proprie tracce nella giornata di ieri quando era uscito di casa dicendo al padre che sarebbe andato ad un colloquio di lavoro. Il giovane, che vive nel capoluogo friulano con la famiglia, pare stia attraversando un periodo di difficoltà. Al suo mancato rientro a casa è scattato l'allarme ed è stato attivato il piano per la ricerca delle persone scomparse coordinato dalla prefettura. Il 24enne è stato trovato nella notte dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Udine ed è stato riaccompagnato a casa. Sta bene. Un trentenne di Gradisca di Sonzo è rimasto ferito ieri sera a Grado dopo essere stato colpito dall'elica di un natante nella parte del tronco. È accaduto nella zona del Banco d'Orio. Per soccorrerlo è stato inviato sul posto l'elicottero sanitario che lo ha trasportato all'ospedale Cattinara di Trieste. Non è in pericolo di vita. Restiamo nell'Isola del Sole. Si è tuffato in acqua senza poi riuscire a tornare a riva, probabilmente per l'eccessiva assunzione di alcol. Un uomo è stato salvato da un carabiniere che si è gettato in mare. È successo alle 6:30 di questa mattina a Grado, nella zona del lungomare Nazario Sauro. Diverse persone hanno chiamato il 112, sono stati allertati ambulanza, guardia costiera e vigili del fuoco. L'uomo è stato affidato alle cure dei medici. Ancora cronaca, nella notte di Ferragosto i carabinieri del capoluogo friulano hanno denunciato un 41enne pregiudicato residente nell'Interland udinese ritenuto responsabile di aver appiccato un incendio. Poco prima in Viale Mirko era stato dato alle fiamme un materasso gettato vicino ad un cassonetto per la raccolta differenziata dell'immondizia. Grazie alle testimonianze delle persone presenti nell'area dove è stato commesso l'atto vandalico, l'uomo è stato rintracciato a poche centinaia di metri. Sono in corso accertamenti per verificare eventuali responsabilità del 41enne rispetto agli atti vandalici che nelle ultime settimane hanno interessato circa 25 cassonetti, tutti dati alle fiamme nella notte a Udine.
Un incidente mortale nella mattinata di Ferragosto si è portato via Maurizio Casagrande, atleta del Reaction Triathlon di Pordenone. L'uomo di 44 anni si stava allenando in bicicletta nel Bellunese ed è stato travolto da un'auto. I compagni di squadra, attoniti, lo hanno ricordato con un post su Facebook. Un Ferragosto passato in sella alla propria bicicletta per allenarsi come tante altre volte si è trasformato nell'ultima tappa per Maurizio Casagrande, morto in mattinata a Tambre, nel Bellunese, dopo uno scontro con una vettura che lo ha travolto mentre pedalava. Inutili soccorsi, Casagrande è deceduto sul posto. L'uomo, 44 anni, di Vittorio Veneto, era tesserato con il Reaction Triathlon di Pordenone, società dilettantistica con la quale aveva preso parte a numerose gare. A ricordarlo, con un post sulla propria pagina Facebook, è stata proprio l'associazione pordenonese. Maurizio era nostro fratello, hanno scritto i compagni nel dolore, non solo perché parte del direttivo, ma perché faticava, soffriva e gioiva per le stesse cose per cui lo facevamo noi. Da oggi sarà tutto più difficile. Maurizio è salito in bici per il solito giro, senza immaginare che potesse essere l'ultimo. Quando succedono queste tragedie, conclude il post, non ci sono parole che possano mitigare il dolore, quindi lo vogliamo ricordare sorridente e ironico, come al solito. Ciao Mau, ci vediamo al prossimo triathlon. Gli alpini di Cercivento ispirano il presidente del Consiglio regionale del Veneto, che punta alla riabilitazione dei soldati fucilati. Roberto Ciambetti ha presentato oggi un progetto di legge che ha l'obiettivo di restituire l'onore ai militari italiani della Prima Guerra Mondiale che furono fucilati per non aver obbedito agli ordini dei propri superiori. Non si tratta, ha detto il presidente del Consiglio regionale del Veneto, di fare del revisionismo strumentale, ma di rendere giustizia con una riabilitazione attesa da più di un secolo. Ciambetti ha citato il Friuli Venezia Giulia, regione che ha già approvato una sua legge specifica sul tema. Tra i casi più eclatanti, infatti, c'è quello degli alpini di Cercivento fucilati per essersi rifiutati di eseguire un'azione chiaramente suicida, proponendo soluzioni alternative. Nel maggio del 2021 il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato all'unanimità un provvedimento che ha appunto lo scopo di riabilitare i soldati fucilati dai loro stessi connazionali durante la Prima Guerra Mondiale. Tra le storie riprese dal presidente del Consiglio regionale del Veneto c'è quella del soldato Alessandro Ruffini di Castelfidardo, colpevole di aver salutato il generale Graziani tenendo la pipa in bocca a Noventa Padovana il 3 novembre del 1917, all'indomani di Caporetto. In Piazza Libertà a Udine, per More Than Jazz, è stato proposto al pubblico il segno di Zorro nelle sonorità. Per More Than Jazz, il festival organizzato dalla cooperativa Simularte per l'estate in città, il palco di Piazza Libertà a Udine ha ospitato un concerto dedica a Zorro, il più famoso spadaccino mascherato della letteratura del Novecento, presentato nel 1919 sulla rivista All Story come eroe del romanzo La maledizione di Capistrano, ambientate nell'immaginario Pueblo, quartiere di Los Angeles durante l'epoca della California spagnola. Con Il segno di Zorro nelle sonorità jazz, titolo dell'appuntamento, Francesco Bealzatti, sassofonista pordenonese di fama internazionale, ha voluto omaggiare per tramite la musica di improvvisazione il centenario dalla creazione della figura leggendaria dello spadaccino giustiziere assieme alla sua band, Latinissima Quartet, formata da Giovanni Falzone alla tromba, Danilo Gallo al basso e Zeno De Rossi alla batteria. Il jazz è la musica della liberazione, della resistenza all'ingiustizia, del romanticismo e d'avventura e talvolta del conflitto, e all'incirca nello stesso periodo in cui era agli esordi e mandava in visibilio il pubblico, i lettori rimanevano estasiati dalle avventure di un uomo mascherato di nome Zorro, richiamato dalle tenebre dell'oppressione per mettere a posto le cose che lasciavano ogni volta il suo segno distintivo sul muro. Con questo appuntamento di More Than Jazz, realizzato con il contributo della casa discografica Cam Jazz, Francesco Bealzatti e la sua band hanno dato vita ad una favolosa suite su Zorro, nella quale trovano posto grandi temi di respiro cinematografico, interludi romantici, ampi paesaggi ed inseguimenti mozzafiato che ristabiliscono un nesso fra jazz e ripartizione dell'ingiustizia. E chissà che non sia un caso che la parola jazz finisce proprio con 2 Z. Ci fermiamo qui, tra poco l'appuntamento in diretta con A Voi la Linea. Buona giornata.